e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Apriamo con il tema legato all'accoglienza dei profughi ucraini. Andiamo a Pordenone, in questura, dove prosegue l'identificazione e l'accoglienza, e la Croce Rossa si sta occupando in particolare dello screening sanitario, un crocevia di solidarietà dove si intrecciano storie commoventi, dall'anziana donna che vuole tornare presto al suo paese fino ai volti spenti dei tanti bambini. Presidente Antonaglia, la Croce Rossa sta sicuramente facendo un gran lavoro qui in collaborazione con la Questura Pordenone per rifocillare, identificare, assegnare i primi profughi. Ecco, come stanno procedendo le operazioni? Le operazioni vanno molto bene. La Prefettura ci ha attivato per fare uno screening sanitario a chi accede qui per essere identificato qui in questura, e stiamo facendo la media dei 50-60 tamponi al giorno, e devo dire che sino ad ora abbiamo fatto più di 300 persone e abbiamo trovato un solo positivo, un bambino di 8 anni. Devo anche sfatare un po' quello che si dice, che la maggior parte, il 33, 35, 40% degli ucraini sono vaccinati. Quelli che sono transitati qua, tutti gli adulti sono risultati vaccinati almeno con 2 dosi, alcuni anche con la terza dose. Forse questa percentuale viene calcolata anche considerando gli adolescenti e i bambini, perché ho notato che invece tutta la fascia adolescenziale non è vaccinata sino ai 17 anni, probabilmente è stata una loro scelta. Qual è la procedura qui? Si fa il tampone e poi? Si fa il tampone, innanzitutto vengono subito accettati, c'è l'accettazione da parte del personale della questura, dopodiché vengono inviati a fare il tampone, nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora abbiamo l'esito del tampone e poi continuano tutto l'iter procedurale previsto in questura per l'identificazione, il fotosegnalamento e così via. Le persone arrivano qui anche molto presto, alle prime luci dell'alba, poi c'è anche un po' di rifocillamento per loro. Sì, certo. Inizialmente eravamo soltanto noi, adesso c'è anche la protezione civile, forniamo dei panini, dei succhi di frutta, dell'acqua. E poi per i bambini che devono essere controllati, perché lo facciamo anche gli adolescenti, lo screening, magari i bambini di 6-7 anni, abbiamo anche dei dolcetti per addolcire appunto l'aspetto del tampone. Quali sono le storie che arrivano, che rimandano queste persone? Quello che mi ha colpito moltissimo sono l'espressione triste di tantissime persone e lo sguardo perso di tutti questi bambini. Victor, lei vive qui in Italia, è riuscito a dare una mano a qualche parente? Siccome è arrivata la suocera di mamma di mia moglie, abbiamo fatto ospitalità per vivere da noi a Brugnera. Lei da quanto tempo vive qui? Da 17 anni che abbiamo fatto mutuo, comprato appartamento. Da dove viene la suocera? Da che parte dell'Ucraina? Noi viviamo vicino a Moldavia, si chiama Cernuzzi. Lì com'è la situazione? Cosa le ha detto la suocera? Niente, arrivati tanti profughi da Kiev che abbiamo ospitato in casa nostra di là in Ucraina, però lei che vive lontano dal paese ha paura di vivere da sola e è arrivata qua. La terrete fino alla fine dell'emergenza o lei vorrà poi ritornare? Vuole tornare, vuole morire in casa sua, in nostra patria, però per adesso dobbiamo ospitare perché mamma, cosa puoi dire? Sono da 2007 in Italia, faccio rappresentante di alcune aziende di mobili. Allora sono venuti amici, parenti, sono venuti addirittura amici che già hanno passato la storia nel 2014, sono scappati da Donbass a Kiev per via della guerra e ora hanno detto che stanno sorpassando seconda esperienza nella sua vita, sempre guerra. Allora sono venuti amici con figli, adesso stanno arrivando altre 2 famiglie, parenti, la suocera, altre persone, 2 famiglie che devono venire a Pordenone.
Quindi hanno conosciuto i bombardamenti di fatto? Allora hanno conosciuto i bombardamenti, addirittura viene una famiglia da Kharkiv dove hanno bombardato tutto quanto e sono scappati da lì, da Kharkiv. Ospitiamo noi, aiutiamo in quello che possiamo, offriamo la casa nostra, offriamo la casa in montagna, quello che possiamo, diamo cibo, diamo vestiti, abiti, tutto quanto, quello che possiamo insomma. Lei era in Ucraina quando è scoppiata la guerra? Allora sì, io ero il 24, ero con delle persone italiane, 3 lavoratori di un'azienda di coperture che stavano facendo i lavori e alle 5:26 mi ha chiamato il titolare dicendo che stavano vicino al poligono dove sono stati 2 prime esplosioni. Dice: Alessandro, ma hai sentito 2 esplosioni? Ho detto no, ma scherzi, magari qualche esercizio militare, cose del genere. E io non mi sono messo a dormire e alle 5:36 ho sentito che ero in centro a Kiev, ho sentito una forte esplosione e ho pensato basta, qua c'è la guerra. E niente, abbiamo preso la macchina, siamo andati subito via perché non c'era più né voli internazionali né niente e siamo andati alla frontiera insomma con la Romania, basta. Ed ora vi raccontiamo un'altra storia, quella di Andrea Miani, uno dei più giovani volontari del gruppo di protezione civile di Cividale. Ha 19 anni e partirà con la protezione civile regionale per allestire il campo di accoglienza in Slovacchia dedicato agli ucraini in fuga dalla guerra. Prosegue l'impegno della protezione civile regionale in soccorso della popolazione ucraina. Dopo l'invio del materiale sanitario avvenuto negli scorsi giorni dall'hub nazionale di Palmanova, ora in programma c'è l'allestimento di un campo di accoglienza in Slovacchia, a circa 100 km dal confine con l'Ucraina, dove intenso è il passaggio di profughi in fuga dalla guerra. Tra i 24 volontari che saranno impegnati nell'operazione c'è il 19enne Andrea Miani del gruppo comunale di Cividale. 19 anni, sono volontario del gruppo comunale di protezione civile di Cividale del Friuli e sono entrato in protezione civile, ormai questo qua è il mio 3° anno e adesso sono stato selezionato per partire tra i primi 24 volontari per la missione in Slovacchia per allestire un campo profughi per i profughi della guerra russo-ucraina. Questo viaggio, questo campo viene organizzato dalla Sala Operativa Regionale di Palmanova, che è l'organo gestionale di tutta la protezione civile friulana, comunque che opera sotto quella nazionale. E noi saremo 24 volontari, come ho già detto, saremo alloggiati in dei camper e saremo anche accompagnati dalla Croce Rossa per vedere altri aspetti del campo. Principalmente quello che faremo noi sarà trasportare e montare le tende per i profughi e anche gestire ad esempio l'aspetto dei generatori, rifornimento. Noi partiremo per 10 giorni, che è più o meno la durata standard di un turno quando si parla di campi in protezione civile, e seguiranno altri turni da 10 giorni con un numero minore di volontari per garantire il corretto funzionamento del campo. Andrea Miani è uno dei più giovani esponenti della sezione cividalese della protezione civile. Il suo ingresso nel gruppo dei volontari avviene da non ancora maggiorenne, proprio all'inizio di un momento storico di emergenza senza precedenti come la pandemia. Il viaggio in Slovacchia sarà la sua prima esperienza in divisa al di fuori dei confini nazionali. Io ho avuto la prima esperienza di protezione civile a 16 anni, quando ho avuto la possibilità, al posto di fare alternanza scuola-lavoro in un ufficio, ho scelto di andare in un campo di protezione civile. Questo mi ha colpito molto perché ho visto come la protezione civile non solo si impegnasse anche per la popolazione, ma vedendo anche tutto quello che faceva nell'atto pratico, ad esempio le motopompe, ci hanno fatto fare anche un pezzo di corso radio, ci hanno fatto salire su un elicottero, cose che comunque sono state molto utili anche dopo, quando ho deciso di entrare. Non sono entrato subito, sono entrato un anno dopo, quando avevo 17 anni, quindi sono entrato da minorenne, però entrando, l'anno in cui sono entrato era l'anno dell'inizio della pandemia, quindi fin da subito, appena entrato, appena passato il corso basico, ho iniziato subito a dare una mano come potevo a livello organizzativo, fino poi a ricevere la divisa e iniziare anche in maniera operativa. Sono abbastanza emozionato, non vedo l'ora di partire anche per vedere cosa mi aspetta. L'appello di Andrea verso i coetanei per avvicinarsi al mondo del volontariato. Tutti i gruppi comunali hanno bisogno di giovani,
perché comunque c'è bisogno di ricambio di personale, lo vediamo anche qua da noi, anche se siamo abbastanza giovani. Quindi per chiunque volesse dare una mano in qualche modo, in qualsiasi modo, ricordatevi che comunque noi siamo volontari, quindi non siete obbligati a fare nulla. Se sentite che potreste dare qualcosa alla comunità, la protezione civile è un buon modo per farlo. Piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco in diretta da Voi la Linea. Bentornati in diretta da Voi la Linea. Sognano di tornare in Ucraina, ma sono disposte anche a imparare un nuovo lavoro, ad essere utili alla comunità che le ha accolte. Alessia e Thais sono due sorelle ucraine che sono riuscite a salvarsi grazie alla sorella maggiore residente a Premariacco. Le abbiamo raggiunte. Siamo a Premariacco con Alessia, Thais e Eugenia. Tu abiti a Premariacco, le tue due sorelle ti hanno raggiunto pochi giorni fa proprio dall'Ucraina e quindi hanno vissuto momenti davvero molto difficili. E intanto a loro volevo chiedere subito, quindi ci aiuti tu, ci fai da interprete, come hanno capito che iniziava la guerra? 24 febbraio si sono svegliati alle 5 dai rumori strani, tremava tutta la casa e hanno avuto paura. Il cane era fuori, abbaiava tantissimo, abbaiavano tutti i cani, hanno capito che cadono le bombe, però bombardavano non proprio la nostra città, ma è una città piccola dove c'è base militare. Loro praticamente si sono svegliate e hanno capito che la loro vita stava cambiando, ma i giorni precedenti come vivevano? Erano tranquilli o erano preoccupati? Pensavano che appunto a giorni arrivasse questa invasione? Sì, la vita era abbastanza normale, tranquilla, tutti lavoravano e facevano la vita come sempre, però sì, seguivano le notizie. Agosto e settembre i militari russi hanno iniziato ad avvicinarsi alle confine con l'Ucraina, però non avevano il pericolo a quei momenti, non sentivano. Poi sanno anche che la notte tra il 23 e il 24 febbraio il presidente della Russia e il presidente di Ucraina dovevano parlare con il telefono, però il presidente russo non si è presentato e è iniziata questa guerra. Come sei riuscita a portarle qui a Premariacco? Io mi sono spaventata tantissimo perché mi sono svegliata, ho visto i messaggi che la guerra è iniziata, nessuno non credeva che succederà. E sì, il viaggio era lungo, loro si sono spostati con il treno verso la Romania, con 2 gatti e un cane, e noi con il mio marito ci siamo venuti lì a prenderli. E adesso loro che cosa pensano di fare? Rimanere qui o non vedono ritornare a casa? Pensano di cercare un'occupazione qui a Premariacco o nelle zone? Siamo molto grati al popolo italiano che ci hanno incontrato molto con ospitalità e noi ci sentiamo veramente qua molto bene con il caldo e un bello atteggiamento. Però ho detto sì, noi non sappiamo ancora cosa fare, vogliamo sistemare la nostra vita fin quando non finisce la guerra perché vogliamo tornare a casa. È stata la più grande paura loro? Erano i momenti che abbiamo pensato che la morte è molto più vicino di quello che sembra. E il viaggio com'è stato? La strada era molto pesante perché a Kharkov non è che sono riusciti a prendere subito il treno, sono stati alla stazione dalla mattina fino alla sera e tante volte fin quando aspettavano il treno e fin quando sono riusciti a prenderlo dovevano buttarsi a terra perché bombardavano vicino, era molto pericoloso lì. E quando sono entrati a Ternopil anche erano un po' in pericolosità, però hanno detto che il governo ucraino ha messo tutti i treni, trasporti gratis, che sì, dovevano aspettare la fila, però potevano scappare. Sì. Alessia ha 33 e Thais ha 25. In Ucraina che lavoro facevano? Lo chiedo a te. Alessia faceva la parrucchiera
in un salone di bellezza e Thais è un artista che fa i quadri, matrioshka. E adesso si sono ambientate qui a Premariacco, sono arrivate da poco, però vivono con te in questo momento. Sì, abitano con noi qua a Premariacco. In Friuli Venezia Giulia, soprattutto adesso che inizia la stagione estiva, c'è bisogno di personale soprattutto nelle località turistiche. Alcune località hanno già chiesto la disponibilità di diversi ucraini proprio per farli lavorare nelle stagioni estive. Loro al momento non sanno quando ritorneranno a casa, sarebbero disponibili a lavorare. Il settore turistico è sconosciuto, non abbiamo lavorato mai, però ci fa piacere a provare perché è molto interessante. Ed ora un approfondimento sulla spedizione benefica della Chiesa Evangelica Gospel Center di Udine, che con il suo pastore Maurizio Longo è appena rientrato dal confine fra Slovacchia e Ucraina, dove è stato portato un tir di beni donati dai friulani. Sono con il pastore Maurizio Longo, ci siamo visti qualche giorno fa quando eravate pronti per partire alla volta dal confine fra Slovacchia e Ucraina. Lei è già rientrato? Sì, sono partito mercoledì, sono rientrato venerdì pomeriggio, sono stato là come pioniere per vedere un attimino la situazione, perché volevo constatare con i miei occhi quello che sta vivendo questa popolazione. Sono andato là per vedere effettivamente il bisogno che c'è. E di essere sincero, sì, ho visto che hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di assistenza, ma il primo bisogno comunque che queste persone hanno è quello di sentirsi protetti. E la classe più debole sono donne, bambini e persone anziane. Io da pastore te lo dico, mi ha intenerito il cuore, insomma, mi sono commosso tanto, ecco, sono stato interiormente cambiato. Lei ci ha fornito delle immagini dove si vedono dei luoghi dove queste persone dormono quasi come degli animali. Sì, in particolar modo sono entrato in una tenda con tanto di delicatezza, ho trovato un letto fatto di cartone proprio nell'erba. Ti dico che io quando sono arrivato là erano le 14:30, era in pieno giorno e c'era un freddo incredibile. E ho riflettuto cosa potevano attraversare queste persone durante la notte, stando distesi a terra, ecco, isolati dal pavimento, dal prato, con un foglio di cartone soltanto. Era una cosa veramente molto ma molto triste. Forse da questo microfono vuoi lanciare una sorta di alert? Sì, occhio ovviamente alle persone che ne approfittano. Noi ovviamente stiamo agendo con tanta prudenza perché vogliamo onorare le persone che hanno donato. Abbiamo sentito dire che dalla parte della Polonia già stanno mandando indietro dei tir perché ci sono tanti alimenti che stanno arrivando e non hanno magazzini dove poterli mettere, quindi a tal proposito noi abbiamo un altro tir pronto di cui c'è un pallet soltanto di medicine, quindi non li manderemo questa settimana ma li manderemo la prossima settimana. Ci appoggeremo ad una chiesa di Košice in modo tale che possa a sua volta distribuirli progressivamente, per evitare che comunque si faccia uno spreco e che non ci sia una sorta anche là di mafia, dove le persone, abbiamo sentito dire che qualcuno si vende pure gli alimenti. Quindi c'è il pericolo malavita? Sì, c'è il pericolo malavita. Ho visto anche delle persone che volavano con gli elicotteri personali, insomma, al confine territorio slovacco. Ho visto degli elicotteri comunque che portavano via le persone ed erano persone facoltose. Tra le altre cose mi avevano anche avvisato che comunque le prime persone che stanno uscendo sono persone che in qualche modo stanno bene economicamente, ma noi vogliamo supportare, vogliamo incoraggiare tutta quella classe di persone che ha più difficoltà rispetto a quelli che hanno meno difficoltà. Certo, in un periodo di guerra tutti ci troveremo, insomma, ad essere bisognosi, però vogliamo, ecco, proteggere la classe più debole. Ecco, possiamo dire cosa avete portato in Ucraina? Noi abbiamo portato alimenti per bambini, alimenti per adulti, abbiamo portato anche qualche pallet di vestiario, come dicevo qualche scatola di medicine, un po' alimenti derrati alimentari di prima necessità. È arrivato qualche grazia? Sì, qualche grazie alla chiesa dove ci siamo appoggiati, ci ha ringraziato perché insomma siamo stati presenti. Anche dall'Ucraina ci è arrivato qualche grazia perché abbiamo intervistato là, ho conosciuto delle persone che già erano uscite dall'Ucraina e si appoggiavano a questa chiesa, e oltre che ci stiamo anche organizzando per poter accogliere delle persone, perché grazie alla generosità di tanti friulani qua nel territorio hanno aperto le loro case e ci hanno chiesto aiuto per ospitare persone, quindi stiamo anche organizzando di far venire delle persone qua in Italia per accogliere qua in Friuli. Io ringrazio
Noi siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e buona giornata con i programmi di Telefriuli.